Benvenuti alla presentazione del Master in Biblioterapia organizzato dall'Università degli Studi di Verona, un percorso per figure professionali di diverso tipo che andrò ad illustrarvi. Il Master in Biblioterapia è un master di primo livello, quindi il prerequisito per potersi iscrivere è una laurea triennale. Io sono Marco Dalla Valle, sono il referente del Master e lavoro con la professoressa Federica Formica, direttrice di questo Master. Il Master in Biblioterapia è un percorso formativo che mira a preparare figure professionali mediche e non mediche per poter raggiungere obiettivi di prevenzione, cura, riabilitazione e crescita personale. Quando parliamo di professionisti si intende professionisti di area medica, come possono essere gli psicologi, gli psichiatri, i tecnici della riabilitazione psichiatrica, gli infermieri, e di area umanistica quando parliamo di educatori, insegnanti, filosofi, counselor, coacher, operatori socioculturali. Perché lavoriamo con entrambe le figure professionali? Perché quello che fa questo master è quello di creare un percorso formativo in cui si eroga una formazione comune che è possibile e che entrambe le figure professionali utilizzano per poi permettere a ognuno di restare all'interno dei propri confini professionali. Il master prevede 300 ore tra lezioni frontali, laboratori, simulazioni e role-playing. Viene richiesto a ogni studente poi di sviluppare un project work in un ente esterno. Le lezioni saranno per 2/3 online e per 1/3 in presenza. È necessario per conseguire il titolo essere presenti almeno al 75% delle lezioni. Quando parliamo di essere presenti significa essere collegati online in diretta quando si svolge l'attività e o essere presenti alle attività in presenza. Le lezioni online che vengono svolte sono videoregistrate e assieme ai materiali resi disponibili dai docenti vengono inserite all'interno di una piattaforma di e-learning dell'Università di Verona a cui gli studenti possono accedere continuamente per tutto il periodo del master. Però anche se si è assenti e si ha la possibilità di recuperare il contenuto, la presenza è considerata presenza solamente se si è collegati direttamente nel momento in cui la lezione viene erogata. Il Master in Biblioterapia inizierà a gennaio e la maggior parte delle lezioni verranno svolte entro dicembre. Da gennaio ad aprile sarà possibile quindi per gli studenti dedicarsi maggiormente al project work e alla stesura della dissertazione finale e manterremo durante questo periodo un fine settimana mensile per poter mantenere comunque i contatti con il master. Le lezioni online verranno svolte il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, il venerdì pomeriggio dalle 14 alle 19, il sabato mattina dalle 8:30 alle 13:30, salvo alcune eccezioni in cui magari potrebbero esserci delle settimane consecutive, ma è una cosa davvero molto rara. Le lezioni in presenza sono necessarie per svolgere alcune attività che online non sarebbe possibile svolgere, come ad esempio le simulazioni supervisionate, il role playing per intendersi, e poi poter svolgere attività che non possono essere svolte in altro modo come le lezioni di lettura espressiva a voce alta o anche partecipare al modulo di Bibliomusic Therapy in cui c'è la presenza di uno strumento musicale e la necessità di essere fisicamente presenti. Quando si è presenti cambiano gli orari. Sono stati previsti dei fine settimana prolungati con un numero maggiore di ore e destinati anche a permettere alle persone di spostarsi il meno possibile, quindi un concentrato di ore in presenza che sono un'esperienza che vi garantisco è molto importante. Abbiamo previsto per l'estate 4 fine settimana lunghi, 2 che partono dal giovedì, venerdì tutto il giorno e sabato mattina, 2 il venerdì tutto il giorno e il sabato mattina. L'orario per giovedì e venerdì è un orario dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19, mentre il sabato mattina dalle 8:30 alle 13:15. Faremo anche un fine settimana in presenza in primavera e uno in autunno. L'attività pratica del project work, chiamiamola così, attività pratica, ovvero ideare un laboratorio e realizzarlo in un contesto vicino a casa. Chi ad esempio abita lontano da Verona può svolgere questa attività vicino al proprio domicilio. Ci saranno degli accordi per fare in modo che questo si realizzi, ma sarà possibile farlo senza problemi, perché in questo caso vi sarà una supervisione in diretta
e verrà svolto il project work solo dopo che sarà fatta l'attività in presenza d'estate, in cui ogni studente potrà mettersi alla prova in un ambito di simulazione supervisionato, per poi provare a mettersi alla prova in un ambito più specifico come è il project work, in cui si lavora realmente sul territorio, ma si ha ancora la possibilità di avere l'aggancio e la supervisione in diretta dei docenti del master. La dissertazione finale ha come argomento un inquadramento teorico della biblioterapia e la descrizione nei dettagli di come si è svolto il project work. Verrà presentata questa dissertazione tra fine maggio e primi di giugno. Il costo del master è di 3.500 euro divisi in 2 rate. Passo adesso a descrivervi nel dettaglio il programma del master. 45 ore di biblioterapia applicata, questa sarà svolta da me che appunto mi occupo di questa materia. Ci sono materie di indirizzo e materie più generali. Biblioterapia applicata ovviamente è la materia di indirizzo principale e che coprirà tutto l'intero anno di attività del master. 25 ore di letterature applicabili in cui si lavorerà sulla letteratura e anche sulla modalità di scelta dei libri per adulti. Quando parliamo di libri parliamo di romanzi, ma parliamo anche di poesia. Quando parliamo di biblioterapia noi parliamo di tutta una serie di strumenti letterari che vanno dalla narrazione al graphic a tutta una serie di altri strumenti che verranno illustrati proprio all'interno del nostro programma di master. 15 ore di filosofia della narrazione, che è un'altra materia di indirizzo molto importante, quindi la possibilità di declinare attraverso una tecnica specifica la biblioterapia in senso filosofico. 30 ore poi di poesia terapia, altra materia di indirizzo, e in queste 30 ore ci sarà anche lo sviluppo della lettura espressiva poetica per poter aiutare anche nella lettura dei testi poetici, oltre che dei testi che vengono usati in poesia terapia, che è una materia molto specifica, che non significa leggere poesie e discutere di poesie, ma una tecnica molto molto più raffinata e complicata, direi. 10 ore di medicina narrativa che ci permetteranno di esplorare tutta quella parte che riguarda la narrazione all'interno degli ambienti di cura, e non lo faremo solo nell'ambito della medicina narrativa, ma in questo ambito abbiamo la possibilità di esplorare la tecnica studiata da Rita Charon, che è appunto la fondatrice della medicina narrativa. 20 ore di letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, che sono momenti indispensabili per poter avere la possibilità di lavorare anche con bambini e adolescenti. 15 ore di processi educativi nell'età adulta che permettono di poter utilizzare la biblioterapia in ambiti particolari con gli adulti, in modo specifico con adulti e bambini che hanno l'italiano come seconda lingua. Psicologia generale e dinamiche di gruppo, in cui si parlerà della psicologia negli ambiti educativi e nello specifico con esempi per l'utilizzo della biblioterapia. 15 ore di elementi di marketing della biblioterapia, perché la biblioterapia, che è una disciplina che si sta sviluppando solamente negli ultimi anni, necessita, soprattutto per chi lavorerà nel privato, di conoscere determinati elementi di marketing per lavorare sul mercato. 15 ore di lettura nei bambini e adulti con DSA, quindi si lavorerà con i disturbi specifici dell'apprendimento, sia negli adulti sia nei bambini, che il più noto ovviamente è la dislessia, e come poterla applicare all'interno della biblioterapia. 10 ore saranno dedicate a come all'Università di Pécs, che è il modello che noi abbiamo preso per questo master. L'Università di Pécs ha questo, già da 10 anni, ha questo corso biennale post-universitario per figure mediche e non mediche, per professionisti, per prepararli alla biblioterapia, ed è tra l'altro il percorso formativo più completo esistente in Europa, e la sua direttrice, la professoressa Judith Beres, dedicherà queste ore per parlare proprio di questo modello e della formazione che viene svolta a Pécs. 40 ore saranno dedicate al role playing e alle esercitazioni di diverso tipo per poter lavorare ed esercitarsi prima di sviluppare il project work e lavorare sul campo. 15 ore saranno dedicate ai laboratori per la conoscenza di sé. Diciamo che all'interno delle ore che noi svolgiamo, noi che lavoriamo sulle materie di indirizzo, quindi io di biblioterapia, filosofia della narrazione, poesia terapia, inseriremo dei laboratori in cui gli studenti saranno semplicemente gli utenti
e svilupperemo un piccolo percorso per capire noi che poi andiamo a lavorare con altre persone all'interno dell'attività di biblioterapia. Mettersi dalla parte dell'utente per diventare un facilitatore efficace. 15 ore saranno dedicate alla lettura espressiva a voce alta in prosa per poter aiutare gli studenti a leggere adeguatamente i testi, che nei laboratori ovviamente poi sarà necessario. 10 ore saranno dedicate alle neuroscienze della lettura. Una psichiatra lavorerà con gli studenti per chiarire tutti quegli aspetti che riguardano l'aspetto biologico, chiamiamolo così, della lettura e di ciò che si sviluppa nella persona quando legge e quando sviluppa determinate dinamiche. 5 ore è solamente un assaggio che abbiamo inserito all'interno del programma del master di Biblio-Music Therapy, ovvero quella tecnica di cui ci sono davvero pochissime tracce bibliografiche, in cui si utilizza la lettura da parte dell'utente accompagnato da uno strumento musicale, della possibilità di generare emozioni, quindi di rendere questa attività un'attività esperienziale molto interessante. Nel nostro caso lavoreremo con un musicoterapista arpista. Se siete interessati ad avere maggiori informazioni, scrivete a marco.dallavalle@univr.it. Sarete inseriti in una mailing list per comunicarvi le date degli incontri online per avere maggiori approfondimenti e porre le vostre domande. Grazie a tutti.